I risultati dobbiamo monitorarli e aspettiamo la fine vera della stagione per sapere il dato certo, ma già oggi la sensazione è sicuramente molto buona. È presto per un bilancio definitivo dell'estate 2021 sulla costa. Qualsiasi considerazione rimane subordinata all'analisi di dati che in quest'ultimo scampolo di stagione non sono ancora disponibili, ma l'impressione generale alla conferenza dei sindaci del litorale veneto ad Eraclea è positiva. Partita nel segno dell'incertezza e con diverse preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, la stagione è andata bene. Ciò non significa però che tutti i problemi siano stati risolti. Quindi il tema del lavoro è uno tra i più importanti. Ovviamente sullo sfondo ci sono le importanti risorse che ci sono nel PNRR e di conseguenza l'intenzione della conferenza, ma anche delle categorie e dei consorzi, è quella di cercare di fare una pianificazione che risponda con delle esigenze immediate a quelli che sono i grandi temi, ma anche di volgere lo sguardo a questa importante situazione del PNRR perché ne abbiamo effettivamente bisogno. I comuni del litorale stanno facendo sempre più squadra, non solo a livello regionale ma nazionale, come testimonia la recente presentazione a Jesolo di un progetto di legge per il riconoscimento dello status di località balneare in occasione del G20 Spiagge, la rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche. Un momento importante, un momento di confronto, un momento anche che ci fa capire quanto la conferenza dei sindaci del litorale sia un elemento importante, trainante, che ha una grande responsabilità, però è anche un momento in cui abbiamo un abbrivio importante e non dobbiamo perderlo.